Cinzia, non so se vale la pena di riepilogare un po' per tu
Buonasera a tutte, buonasera a tutte. Siamo qui insieme stasera per parlare di un tema a noi caro, lavoratrici e lavoratori, il lavoro agile in Veneto, perché dall'insorgere della diffusione del coronavirus e il conseguente lockdown si è reso necessario il ricorso al lavoro agile per coloro che hanno potuto continuare a lavorare a distanza. E come ricordiamo, strumento anche incoraggiato e semplificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2020. L'introduzione di tale modalità, che molti hanno attivato nella fretta dell'emergenza, senza averla mai utilizzata prima, non deve però mettere in secondo piano la necessaria attenzione richiesta per una sua corretta ed efficace implementazione per favorire le politiche di conciliazione tra vita e lavoro che, come sappiamo, nel nostro Paese devono essere maggiormente diffuse e potenziate. Per questi motivi la CISL del Veneto ha progettato una ricerca scusatemi, riprendo dicendo appunto che l'introduzione di tale modalità del lavoro agile, che molti hanno attivato nella fretta dell'emergenza, senza averla mai utilizzata prima, non deve però mettere in secondo piano la necessaria attenzione richiesta per una sua corretta ed efficace implementazione, per favorire le politiche di conciliazione tra vita e lavoro che, come sappiamo, nel nostro Paese devono essere maggiormente diffuse e potenziate. Per questi motivi la CISL del Veneto ha progettato una ricerca il cui scopo è quello di fornirci delle precise indicazioni dai lavoratori e dalle lavoratrici sul lavoro agile, evidenziandone i punti di forza e le possibili criticità, guardando il presente, ma anche traguardando oltre l'orizzonte dell'emergenza che stiamo attraversando. Quindi iniziamo salutando e presentando gli ospiti, che ringrazio per essere presenti a questo nostro evento. Inizio salutando i ricercatori della Fondazione Corazzina, Francesco Peron, buongiorno, e Stefano Del Pracaputo. Buongiorno a tutte e tutti. Che ci presentano il loro studio, Lavoro agile in Veneto, esperienze e proposte per il post-pandemia. Saluto le ospiti del nostro panel di discussione, la dottoressa Antonella Candiotto, presidente di Galdi SRL e già vicepresidente Assindustria Veneto Centro. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, grazie. La dottoressa Giada Benincasa, ricercatrice di ADAPT, che sostituisce il presidente Francesco Seghezzi. Buongiorno, grazie. Buonasera, l'avremo con noi in qualità di esperta di diritto del lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Salutiamo per essere con noi e dedicarci il suo tempo l'assessore regionale Elena Donazzan, assessore per le politiche del lavoro e delle pari opportunità. Grazie a lei. Grazie a voi per l'invito. Bene, saluto anche il nostro segretario generale Gianfranco Refosco, che farà le conclusioni di questo momento di analisi e riflessioni. E saluto e do la parola a Valeria Cittadina, coordinatrice delle pari opportunità della CISL del Veneto, che vi introdurrà ai lavori. Grazie a tutti e Valeria, a te la parola. Grazie Cinzia, un caro saluto a tutti i nostri ospiti. Io come rappresento il coordinamento delle pari opportunità, appunto come diceva Cinzia, della CISL del Veneto, e già nel 2019 avevamo avviato, grazie insieme alla Fondazione Corazzin, che è la nostra fondazione, il nostro centro studi sostanzialmente della CISL del Veneto, avevamo avviato una ricerca sui temi del welfare. Era una ricerca rivolta al mondo femminile del Veneto, alle lavoratrici e anche alle pensionate appunto venete, alle quali si chiedeva sostanzialmente quali fossero le criticità
che rilevavano nel tessuto appunto della nostra regione in merito appunto ai servizi di welfare. Già in quella ricerca era stato evidenziato che il lavoro agile avrebbe potuto essere una di quegli elementi che potevano avvantaggiare la conciliazione dei tempi vita-lavoro. E diciamo che poi sappiamo benissimo c'è stata la pandemia che ha sostanzialmente reso questa esperienza lavorativa, questa modalità, questa nuova modalità di organizzazione del lavoro, ha reso questa esperienza improvvisamente un'esperienza che hanno conosciuto molti lavoratori, sia del pubblico che del privato. Sappiamo benissimo che questa pandemia ci ha obbligati per molto tempo alla distanza, ci sta ancora condizionando abbastanza in questo, ma ricordiamo tutti come nel marzo del 2020 questa pandemia abbia imposto anche stili di lavoro diversi, privilegiando soprattutto ciò che poteva essere fatto da remoto. E quindi l'esperienza dello smart working, che è stato, a dire la verità, più un telelavoro che un'esperienza di smart working, però tutti l'abbiamo chiamato così, l'esperienza dello smart working è venuta a conoscenza in maniera molto diffusa tra i lavoratori e le lavoratrici anche del nostro territorio veneto. Come coordinamento donne, quindi in linea con le riflessioni che erano state fatte con la ricerca precedente, abbiamo pensato di sottoporre all'attenzione del nostro segretario generale della segreteria della CISL del Veneto la possibilità di percorrere un nuovo percorso di approfondimento rispetto a questo. La cosa ovviamente è stata accolta, siamo qui per parlare appunto dei risultati di questa ricerca, che è stata appunto promossa quindi dalla CISL del Veneto insieme e tramite la Fondazione Corazzin. Quali erano praticamente le perplessità in quel momento in cui è nata questa ricerca? Eravamo proprio nel vivo di questa sperimentazione un po' selvaggia, diciamo, di questa organizzazione del lavoro un po' nuova, un po' decantata precedentemente in linea teorica, ma per la prima volta siamo venuti a contatto con quello che questo poteva o avrebbe potuto significare. E c'erano delle perplessità, delle paure che noi volevamo con questa ricerca far emergere e anche delle potenzialità da percorrere. Questa è stata una ricerca rivolta non solo alle donne, quindi è stata una ricerca rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici del Veneto. Il campione è un campione piuttosto significativo, dopo ne parleranno meglio appunto i nostri ricercatori Peron e Dalpra. Sono stati fatti sostanzialmente 1330 questionari e praticamente sono emerse delle criticità che sospettavamo, ma anche molta condivisione e molto apprezzamento per questa nuova modalità. Ora si tratta sicuramente di fare di necessità virtù, nel senso che sono emersi delle necessità legate al fatto che questa modalità organizzativa sia non improvvisata e imposta come ha dovuto purtroppo essere in una fase di pandemia, ma che ci sia uno strumento di contrattazione ben preciso con il quale regolamentarla e condividerne gli accordi per delinearla a tutto tondo. E nello stesso tempo pensiamo che questa innovazione organizzativa debba sicuramente entrare all'interno di una nuova visione di un concetto di un lavoro che attraverso lo smart working sicuramente prevede un cambiamento culturale importante, soprattutto
per i datori di lavoro, sia del pubblico che del privato, ma anche un cambiamento culturale rispetto al lavoro che deve ricadere anche nei lavoratori. Mi riferisco a un concetto legato sicuramente alla responsabilità, perché i lavoratori che lavorano in smart working devono essere lavoratori responsabili, e a un nuovo concetto del lavoro che non è più legato a delle coordinate di tipo temporale, un orario di lavoro ben preciso, con un cartellino che si timbra all'inizio e alla fine, e a un concetto anche di tipo temporale, l'ufficio, l'azienda dove si va appunto a lavorare, ma a un concetto legato al criterio della qualità, dei risultati da raggiungere. Che cosa è emerso sostanzialmente nella ricerca? Sono emerse delle paure, delle perplessità, che sono sicuramente quelle che, essendo lo smart working, il lavoro che si fa in maniera decentrata rispetto al posto di lavoro, e quindi può favorire sicuramente tutto ciò che è anche il carico della famiglia, il lavoro di cura. Non vorremmo che, essendo il lavoro di cura ancora culturalmente assoggettato e incardinato nella figura femminile, non vorremmo che smart working diventasse direttamente proporzionale al fatto di essere donna, e quindi che siccome la cura, i figli, l'assistenza agli anziani e i bisogni familiari è delle donne, che lo smart working, alla pari del part-time, alla pari di tutte le flessibilità che ci sono all'interno del mondo lavorativo e anche di tante aspettative che sono sempre le donne a chiedere, non vorremmo che diventasse questo. Non vorremmo neanche che potesse in un certo qual senso isolare le lavoratrici e i lavoratori dal mondo del lavoro. Sicuramente, se facciamo una ulteriore lettura in chiave di genere, potrebbe significare che ancora una volta le donne più lontane dall'azienda, più lontane dall'ufficio, sono anche più lontane poi dalla carriera, dalla possibilità di fare straordinari, e quindi che questo potesse andare ad aumentare quello che è la famosa distanza retributiva che c'è tra gli uomini e le donne. Sta di fatto che in termini assoluti comunque la nostra ricerca ha evidenziato come lo smart working sia ben accolto sia dalle lavoratrici che dai lavoratori. Sicuramente lo stress ricade di più sulle donne proprio per quella confusione che può nascere all'interno di un lavoro da remoto per la donna, se deve accudire ai figli, agli anziani di casa, ma dobbiamo distinguere che probabilmente quello stress che è stato rilevato è nato anche in un momento in cui fare smart working avveniva in maniera così improvvisa, senza una strumentazione vera e propria, senza degli spazi veri e propri, e dove tutti si trovavano a fare didattica a distanza, magari c'erano più persone in casa a fare smart working, e quindi questo ancora di più che cosa ci fa dire? Per non andare avanti ancora di più, ma per lasciare lo spazio agli autorevoli interlocutori che ci sono qui oggi. Questo per dire che cosa? Che c'è bisogno di, come dicevo prima, di più contrattazione, di una contrattazione vera e propria su questo, e credo che il pubblico su questo possa imparare molto dal privato, che sta dando già dei giudizi positivi rispetto allo smart working, a differenza delle prime sparate che ha fatto il ministro Brunetta, sulle quali mi pare però ci sia un po' una revisione, perché l'ho sentito in questi giorni parlare di necessità di contrattazione rispetto allo smart working, di regolamentazione. In realtà è quello che anche le organizzazioni sindacali, anche la CISL vuole rispetto a questo, e c'è bisogno appunto di maturare una nuova concezione del lavoro legata ai risultati, come dicevo prima, e quindi anche qui il percorso
magari sarà ancora una volta più veloce nel privato rispetto al pubblico, ma ci auguriamo che alla fine, a fronte di una seria contrattazione e puntuale contrattazione, ci possano essere gli elementi per favorire poi magari anche quelle criticità che prima ho evidenziato come rischi per le donne, ma che invece vada incontro veramente alle esigenze della famiglia, in modo che uomini e donne possano sfruttare e fruire di questa modalità organizzativa con dei risultati invece assolutamente positivi. Grazie Valeria, e adesso pertanto andiamo direttamente, io direi, ad approfondire, perché ci ha incuriosito molto, con i ricercatori, dando la parola a loro, che così insomma ci rendono edotti dei dati che dopo condividiamo nella riflessione conseguente. Grazie, a voi la parola. Grazie mille Cinzia, prendo la parola io intanto. Ci divideremo la presentazione di questo studio, di questa ricerca, tra me, che sono Francesco Peron, e il mio collega Stefano Delprà, che insieme abbiamo curato questo questionario e lo abbiamo analizzato e oggi ve lo proponiamo. Io oggi con voi in realtà volevo partire in maniera un po' particolare per un questionario, nel senso, mi rendo conto, riprendo un po' quello che aveva detto Valeria poco fa e vorrei partire dalle tempistiche. L'idea di questo questionario è partito dal coordinamento donne della CISL regionale, coordinato appunto da Valeria Cittadin, e con lei, con la segretaria Cinzia Bonan, subito dopo l'estate del 2020, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a parlare di smart working, declinandolo inizialmente per cercare di capire se questo strumento venisse vissuto in maniera differente a seconda del sesso del rispondente. L'idea in effetti iniziale era quella di capire se lo smart working avesse un impatto differente nella vita di tutti i giorni a seconda del genere del rispondente del questionario che stavamo andando a costruire. Però a mano che procedevamo con la stesura delle domande, questo questionario si articolava sempre di più e stava diventando alla fine di fatto quello che poi abbiamo avuto in mano, cioè un vero e proprio strumento di indagine sullo smart working. E poi tra una cosa e l'altra la vera distribuzione è iniziata il 5 gennaio 2021, siamo andati a vedere il primo questionario, ed è terminata circa nella prima metà di marzo. Come si diceva, abbiamo avuto un ottimo riscontro di risposte, con 1330 rispondenti, però questo lo vedremo a breve addentrandoci nell'analisi del questionario. In effetti a breve vi mostreremo l'anagrafica dei rispondenti, anche per renderci conto di quanto sia vasto questo universo di riferimento che noi siamo andati ad indagare, e anche per cercare di capire quanto possa essere complicato parlare dell'applicazione di uno strumento poi in maniera generica. Perché? Perché le persone che noi siamo andati a intervistare sono persone che sono diverse per età, per sesso, per tipologia di lavoro, per rapporti familiari. Ognuno di noi ha delle esigenze differenti e quello che emergeva man mano che facevamo la distribuzione è che lo smart working in realtà che cos'è? È una possibilità in più nel nostro complicato mondo lavorativo. E torno al punto iniziale, cioè le tempistiche. In effetti un punto a favore della nostra ricerca è stata sicuramente che è stata distribuita, tra virgolette, al momento giusto. Cioè, lasciate che mi spieghi meglio. Negli ultimi 2 anni abbiamo in un primissimo momento, purtroppo marzo-aprile 2020, lo sappiamo bene, abbiamo dovuto imparare a conoscere questo strumento in maniera un po' forzata, come ben sappiamo. Lo abbiamo attivato dove era possibile, alla meglio e senza poterlo contrattare per certi versi. Attenzione alle parole che useremo, perché siamo andati a scegliere con attenzione le singole parole. Non abbiamo potuto verificare se eravamo digitalmente pronti ad usarlo realmente, e lo vedremo nelle domande che abbiamo fatto. Poi nell'estate del 2020 l'uso di questa modalità lavorativa è andata leggermente scemando, sperando in un ritorno alla normalità che poi non è avvenuto e abbiamo dovuto riattivarlo velocemente. Però questa volta almeno avevamo un piccolo bagaglio di esperienza aggiuntiva e stiamo parlando dell'inverno 2020-2021. Quindi abbiamo detto un tempo corretto per la distribuzione del nostro questionario, sì, perché ormai un po' forzatamente nell'inverno del 2021, durante la distribuzione, che cosa era successo? Che avevamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo questo smart working.
Allo stesso tempo conoscerlo, apprezzarlo, ma comprenderne anche quelli che sono i suoi naturali limiti e vincoli, perché alla fine è uno strumento e come tale ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Però forti di questa esperienza e delle nuove competenze acquisite dai lavoratori che lo hanno provato, abbiamo quindi costruito e distribuito questo strumento per cercare di farne una valutazione, passatemi il termine, tra virgolette, a freddo, cioè non dettata da quell'emozione di essere costretti a provare uno strumento nuovo. Il questionario in realtà è stato distribuito a lavoratori che erano consapevoli dei pregi e dei difetti di questa nuova modalità lavorativa. E qui apro una piccola parentesi, un piccolo inciso, perché lo smart working non è uno strumento nuovo che è stato inventato con la pandemia. Lo smart working, forse sarebbe meglio dire telelavoro, l'abbiamo accennato all'inizio, però su questo aspetto lo approfondiremo veramente a brevissimo, ha una storia lunghissima nel mondo del lavoro e si è poi ovviamente diffuso maggiormente con l'arrivo delle nuove tecnologie che ne consentivano un utilizzo più massiccio. Ma soprattutto in Italia, ha sempre rappresentato un po' una nicchia, riservata a poche e ben determinate professioni. Pre-pandemia in realtà lo smart working vero e proprio stava vivendo anche un certo momento di splendore, soprattutto tra i giovani. Mi riferisco soprattutto a quei liberi professionisti, magari nel campo del digital, delle comunicazioni, che lo stavano cercando di usarlo per vivere magari lontano da casa, in posti dove il costo della vita era più basso, la qualità della vita, almeno per le esigenze dei giovani, era superiore. E che cosa succedeva? Bastava una linea internet che consentisse di superare la barriera dello spazio e del tempo. Probabilmente ne avrete sentito parlare, stiamo iniziando a parlare dei cosiddetti nomadi digitali. Però adesso non voglio portarvi fuori tema, perché questo era ed è ancora una nicchia del mercato del lavoro, però ve ne ho parlato perché? Perché loro rappresentano bene quello che è lo smart working, quello che noi vorremmo indagare, e non il telelavoro. Però allora, prima di procedere con l'analisi di questo questionario, portate ancora un attimo di pazienza e fateci sottolineare quindi la differenza tra queste due realtà, perché è fondamentale capirla se vogliamo parlarne. E allora faccio subito una domanda secca, a freddo. Voi sapreste dirmi la differenza tra smart working e telelavoro? Ecco, estrapoliamo quindi subito una domanda del questionario, anche se siamo ancora in una fase introduttiva, per farvi vedere il risultato di questa domanda. 3 rispondenti su 4 che cosa ci dicono? Ci dicono di conoscerla questa differenza. Però allora andiamo a vederla realmente, andiamo a sviscerare i due concetti e facciamo qualche ragionamento insieme. Leggiamo con voi queste definizioni di smart working. Smart working, o lavoro agile in italiano, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, quindi lavoro subordinato, caratterizzato da che cosa? Dall'assenza di vincoli orari e spaziali, ricordiamoci bene, spazio e tempo, un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, quindi stiamo parlando di lavoro vero e proprio, stabilita mediante un accordo, ricordiamoci ancora accordo, tra dipendente e datore di lavoro, una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e al contempo favorire la crescita della sua produttività. Quindi diciamo subito una cosa, lo smart working nasce per favorire entrambi i punti di vista, sia il lavoratore che il datore di lavoro, favorendo per quanto riguarda il lavoratore la flessibilità della propria conciliazione vita-lavoro e per quanto riguarda il datore di lavoro vedere il lavoratore che riesce a incrementare la sua produttività. Si pone la flessibilità organizzativa e volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo. Mentre, velocissimamente, che cos'è il telelavoro? Consiste tradizionalmente nello svolgere a casa lo stesso lavoro che si svolge in azienda. Bene, allora riprendiamo il concetto di smart working. Assenza di vincoli e orari spaziali. Ora, ripensate per un attimo alla vostra esperienza di smart worker se l'avete fatta. Potete realmente dire di aver potuto accedere completamente a queste due condizioni? E poi un'altra condizione, la volontarietà delle parti. Ora, è evidente che qui, soprattutto all'inizio del primo lockdown, ci siamo trovati in una situazione talmente particolare che non sarebbe corretto porre l'accento su questo aspetto. Ma se in futuro vorremmo contrattare questo strumento, dovremo tenerne conto. Però alla fine, se vogliamo riassumere davvero la differenza tra smart working e telelavoro, potremmo usare due parole: la fiducia tra il lavoratore e il datore di lavoro e la responsabilizzazione del lavoratore. Perché venendo meno i vincoli di spazio e di tempo, l'unica cosa che conta alla fine che cos'è? È che il lavoro sia fatto bene e nei tempi prestabiliti. Quindi serve un vero e proprio cambio di mentalità da entrambi i punti di vista.
Iniziamo a scendere nel dettaglio della nostra ricerca, quindi le parti della ricerca. Il questionario era dotato di una parte iniziale anagrafica. L'anagrafica, cioè chi ha risposto, è fondamentale, ovviamente mantenendo l'anonimato, questo era fuori di dubbio. L'anagrafica però è fondamentale perché permette poi di costruire singoli filtri sulle domande che ci interessano per vedere le sfumature delle risposte in base alle caratteristiche del rispondente. Potremmo prendere una singola caratteristica, nel nostro caso ci interessava particolarmente il sesso, e vedere la stessa domanda da 2 punti di vista analoghi. In questo caso ci è stato particolarmente utile perché ci ha permesso di costruire il punto numero 3 che qui vedete, cioè dove un gruppo di domande sono state prese, scomposte e analizzate sia dal punto di vista maschile e femminile per cercare di approfondire come lo smart working sia stato vissuto in maniera differente a seconda del sesso. Ma facciamo un passo indietro e torniamo al punto numero 2, cioè da dove siamo partiti, e siamo partiti dall'inizio ovviamente. Abbiamo cercato di approfondire come l'impatto del Covid abbia costretto ad attivare o meno sessioni di lavoro in smart working nelle aziende dei rispondenti e se successivamente al primo lockdown e attualmente le esperienze di questa modalità di lavoro fossero continuato. Del capitolo 3 abbiamo già detto e infine nel capitolo 4 le domande su cosa e come i lavoratori si aspettano in futuro da queste attività e concluderà il mio collega Stefano con alcune riflessioni finali dall'insieme delle domande che abbiamo visto. Quindi, torniamo a noi. Volevamo capire come è stata vissuta l'esperienza di smart working utilizzando questo strumento, che era uno strumento veloce, perché effettivamente si rispondeva in pochi minuti, per fare che cosa? Per cercare di ascoltare direttamente la voce dei lavoratori. Abbiamo ottenuto 1330 rispondenti, sia donne che uomini, con l'obiettivo quindi di avere una visione delle stesse domande da entrambi i punti di vista. E qui aggiungo un nuovo e prometto ultimo tassello prima di entrare nell'analisi delle risposte del questionario. Allora, il mondo del lavoro è composto da settori che sono molto differenti, ognuno con una propria complessità. Quello che è stato stimolante in questo caso è stato fare un questionario che avesse un tema centrale, lo smart working, distribuirlo a tutti i lavoratori in modo che cosa succedeva? Quando avevamo delle risposte comuni tra persone con caratteristiche e necessità molto differenti, c'è stato di grande aiuto perché a quel punto avevamo un'analisi di temi ricorrenti che dava ancora più forza a quel punto, perché metteva in luce che cosa? Dei bisogni primari che erano indipendenti e incomprimibili rispetto al suo settore lavorativo. E quindi si andava ad analizzare quel bisogno nei confronti della persona singola. Quindi abbiamo detto, prossima slide, grazie, 1330 rispondenti, di cui il 60,5 erano donne. Nella prossima slide vediamo la distribuzione per età. Qui vediamo che la fascia prioritaria era 45-54 anni, a cui seguiva 55-64 anni, quindi una fascia sbilanciata un po' verso un'età un po' più adulta, un po' più matura. Per quanto riguarda la provincia di residenza, il questionario è stato distribuito in tutto il Veneto, un 2,5% dei rispondenti erano residenti fuori dalla regione, alcune province hanno partecipato di più, altre di meno, ma comunque c'è stata una buona omogeneità di risposta. Al primo posto troviamo Padova, seguita da Venezia. E poi un'altra domanda fondamentale, la quota di persone con figli. Con un rapporto di oltre 2 rispondenti su 3, il 69% di sì, i rispondenti dichiarano di avere figli, anche condizionati dall'età un po' più elevata, abbiamo visto. Questa è una domanda fondamentale perché dallo smart working si entra nel campo della conciliazione vita-lavoro, stiamo iniziando a cambiare il punto di vista. Si iniziano ad apprezzare quindi che cosa? Quelle sfumature che dividono lo smart working dal telelavoro. E in questa domanda iniziano ad emergere quelle tematiche ricorrenti e trasversali di cui parlavamo prima, quindi non tanto legate ai settori lavorativi, ma piuttosto alla persona. E quindi ci iniziamo a concentrarci sulle esigenze comuni che gli aspetti della vita quotidiana portano con sé. Quindi avere dei figli a casa, sicuramente saranno stati in DAD, dovrà portare a modificare le proprie esigenze di lavoro, probabilmente con orari flessibili, con una disponibilità di computer aggiuntivi, con reti internet con cui molte volte ci siamo scontrati che non reggevano il caso. E quindi in questo caso capite bene che poter avere la possibilità di gestire il lavoro in modalità davvero smart, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche, porta grossi vantaggi rispetto al semplice telelavoro. Poi, ovviamente questo questionario abbiamo cercato di distribuirlo a persone che avevano avuto effettivamente un'esperienza di smart working e questo ha un po' condizionato la risposta della qualifica professionale che si è sbilanciata soprattutto verso impiegati, pubbliche amministrazioni, insegnanti. Perché qui aggiungiamo un dettaglio che sicuramente è una cosa ovvia, è una cosa scontata, però è bene ricordarlo. Non tutti i lavori possono essere fatti in smart working.
E infine la condizione lavorativa, anche in questo caso abbiamo la maggior parte dei rispondenti erano a tempo indeterminato con uno sbilanciamento forte verso il tempo pieno, poi c'erano un po' di part-time e poi determinati e frazionati via verso altre condizioni lavorative. Entriamo quindi in quello che è il vero e proprio strumento di analisi, quindi il capitolo dello smart working durante la pandemia, e cioè semplicemente ci siamo chiesti: è arrivata la pandemia e come reagiscono le imprese? Le imprese reagiscono attivando queste sessioni di smart working o forse, come abbiamo detto, telelavoro. Prima di lasciarvi però al mio collega Stefano, che approfondirà appunto il vero e proprio nocciolo del questionario, un piccolo excursus sugli aspetti positivi dello smart working. Uno tra tutti sicuramente era la mancanza del tempo impiegato per andare a lavoro. Lo abbiamo visto anche in un'altra ricerca sullo smart working che avevamo realizzato. Uno degli aspetti più apprezzati sicuramente è stato il non avere questo spostamento. I nostri rispondenti dichiarano di metterci per lo più tra i 15 e i 30 minuti, tra i 30 minuti e un'ora, che è un tempo leggermente inferiore al dato nazionale che ci parla di 45 minuti, però capite bene come questo risparmio di tempo, inquinamento e stress legato al viaggio sia sicuramente un tassello importante della nostra analisi. Qui lascio la parola al mio collega Stefano che vi porterà alle conclusioni. Grazie intanto. Grazie Francesco. Riprendo io. Allora, come diceva Francesco, è un'analisi complessa, piano piano ci avvicineremo alle conclusioni, però ci tenevamo a farvi vedere anche altri aspetti che sono emersi nel questionario. Ovviamente alle persone che hanno risposto al questionario abbiamo chiesto diverse domande e sono un po' riassunte in diversi capitoli. Questo appunto durante lo smart working, cosa ha fatto, poi dati di genere, il futuro dello smart working e la conclusione. Evidentemente gli ultimi due capitoli saranno quelli più, chiamiamoli così, pop e interessanti, forse anche più comunicativi, però insomma ci teniamo a farvi vedere un po' tutta la ricerca in maniera che poi riusciamo a capire anche la complessità. Ovviamente abbiamo chiesto a lavoratrici e lavoratori se avevano avviato, se le aziende per cui lavorano avevano attivato sessioni di lavoro, e in buona parte, vedete, il 58,1% del nostro campione aveva sostanzialmente lavorato in maniera totale, quindi full time, tutti i giorni da casa. Un 33,2% aveva lavorato in maniera parziale, quindi potremmo dire part-time, qualche giorno. Qui stiamo parlando durante il primo lockdown. Evidentemente, finito il primo lockdown e iniziato il secondo periodo, abbiamo chiesto appunto, terminato il primo lockdown, la sua azienda ha attivato o continuato sessioni, i dati si sono invertiti. Chi ha continuato in maniera parziale a lavorare in smart working era il 56,6%, chi invece ha continuato in maniera totale è il 21%. Altri elementi che possono essere interessanti e che è utile dire: abbiamo chiesto se alle persone insomma, che hanno risposto se hanno dovuto integrare le conoscenze personali e professionali, e un 60% circa ci ha detto di no. Qui però vediamo alcuni elementi che emergono, perché è vero che c'è una quota che dice no, non ho dovuto integrare conoscenze, ma c'è un 30% circa che ha detto sì, ho dovuto integrare le conoscenze. E è un po' il fil rouge di questa ricerca è questo, cioè che il tema dello smart working è complesso, non è né bianco né nero, ma ci sono molte tematiche da poter sviluppare. Vado avanti. Abbiamo chiesto poi un tema che molti di voi avranno sentito, cioè i lavoratori hanno dovuto integrare la dotazione informatica per poter lavorare in smart working, e anche qui ci sono evidentemente dei tasselli positivi, le barrette in verde, cioè il 54,6% dei rispondenti dicono no, l'azienda mi ha fornito gli strumenti informatici ed è tutto ok. E c'è un 7% che dice l'azienda mi ha fornito gli strumenti per usare una linea internet dedicata, quindi dati positivi. Ma c'è un 30% che ha detto di aver dovuto integrare a proprie spese la linea internet personale. Non solo, un 18% ha dovuto comprare strumenti informatici. Sappiamo alcuni sono poco costosi, ma altri possono essere molto costosi. E anche qui c'è un ulteriore elemento che dà l'idea di come sia un mondo molto complesso. Altre due domande di questo capitolo. Abbiamo chiesto: aveva la libertà di lavorare al di fuori degli orari standard aziendali? Anche in questo caso dati tendenzialmente positivi, nel senso che il 53% ha detto di sì,
Però vedete che un 25%, quindi oltre un quarto dei lavoratori, non poteva lavorare al di fuori. E questo dato, se incrociato con questo, cioè ha avuto più autonomia nella gestione del suo lavoro durante il periodo di smart working, vediamo come qui emergono i dati ancora più interessanti, perché un 20% dice di no, un 28,7% dice sì, avevo più autonomia, ma solo per quanto riguarda la gestione degli spazi, e quindi probabilmente stiamo quasi parlando di telelavoro, e un 40,9% dice sì, sia per gli spazi che per la flessibilità degli orari di lavoro, e quindi stiamo parlando probabilmente in questo caso proprio di smart working. Però, diciamo, come ha spiegato bene il mio collega Francesco, è spesso difficile dividere anche nelle persone che compilano il questionario, cioè far capire cos'è smart working e telelavoro, e c'è una differenza che abbiamo visto esserci ed è anche dichiarata, cioè nel senso le persone intervistate dicono di saperla, però poi nella concretezza delle risposte magari c'è qualche difformità. E poi un importante elemento, lo diceva anche prima il mio collega, cioè i dati di genere. Perché? Perché se abbiamo detto che bisogna avere la mente aperta, diciamo, per analizzare lo smart working, un elemento centrale è quello di capire se ci sono delle differenze di genere. Pensate, nel lavoro comune ci sono delle differenze di genere. Si sono riprodotte anche nello smart working, e qual è stato l'impatto? È interessante, e sono interessanti i dati di genere, perché in alcuni casi possono non esserci differenze. Cioè, quando abbiamo chiesto ha avuto più autonomia nella gestione del suo lavoro durante il periodo di smart working, il dato femminile è tutto sommato simile a quello maschile. Vedete, il 29% risponde sì, ma solo per quanto riguarda la gestione degli spazi, dato maschile 28,2%. Sia per gli spazi che per la flessibilità, 41,3 donne, 40,4 uomini. Quindi non per forza i dati di genere danno sempre difformità, però come vedete in questo esempio, poi ne vedremo altri, già se facciamo una domanda diversa, cioè qual è il suo giudizio su questa modalità lavorativa, tra donne e uomini c'è, per esempio nel giudizio e nella risposta buono, un dato che cambia di 5 punti percentuali, che non è poco. Cioè si passa dal 39,5 delle donne che dichiara un giudizio buono a un 34,4 degli uomini. Ma anche in ottimo cambia, seppur dell'1,7. Però capite bene che ci sono degli elementi, e se andiamo a analizzare anche i dati dello smart working in un'ottica di genere, qualcosa emerge, ed è qualcosa che è interessante, che poi riprenderemo nella slide finale, perché dice proprio l'esempio ancora più concreto. Però abbiamo chiesto anche se è sentito o sentita più stressato da questa modalità di lavoro, e anche in questo caso vedete che ci sono delle differenze. Nel sì, guardate che differenza c'è tra donne e uomini, circa 9 punti di cambiamento. Ma un dato che ci ha colpito un po', insomma, potevamo ai noi immaginarlo, però visto che appunto diceva Francesco la ricerca è nata in un modo e poi abbiamo capito che poteva essere sviluppata anche in altro, però diciamo l'obiettivo iniziale è quello di capire se c'erano delle differenze. E quando abbiamo chiesto, per quanto riguarda il tema della conciliazione vita-lavoro, chi si è occupato prevalentemente della gestione della casa, vedete qui come emerge il dato di genere. Diciamo che ha dei lati sorprendenti, nel senso che è sempre brutto vedere questi dati, conoscendo poi la realtà, insomma, alcuni, ahimè, erano prevedibili, però, insomma, è curioso e interessante dire come il 54,5% delle donne dica io in prima persona e solo il 17,8% del genere maschile. Un dato qui, in questo caso, abbastanza simpatico nel senso che fa un po' specie, è, diciamo, la rappresentazione del seno. Se chiediamo agli uomini, ma chi si è occupato della casa durante questo periodo? Gli uomini dicono il 52%, entrambi. Se lo chiediamo alle donne, dicono entrambi il 30%. Quindi è stato utile e interessante analizzare i dati di genere, perché ci permettono di indagare ulteriormente il tema della conciliazione vita-lavoro. E vedete poi come concretamente il carico lavorativo in casa durante il lockdown è aumentato soprattutto per il genere femminile, quindi probabilmente soprattutto per il genere femminile nella prima fase, dove lo smart working è stato applicato dall'alto, dove i servizi erano chiusi, dove c'era maggiore difficoltà, l'impatto è stato peggiore per il genere femminile.
Vedremo poi che in realtà in un'ottica di visione, quindi immaginando il futuro, tendenzialmente lo smart working potrebbe essere invece uno strumento molto utile per il genere femminile, però ci interessava farvi vedere questi dati. Ora andiamo al nocciolo della ricerca e al dato più, appunto più eclatante, forse i 3 dati più eclatanti. Mi piaceva ribadire un concetto, cioè l'abbiamo visto, lo smart working è qualcosa di complesso e diciamo in queste ultime settimane forse è stato fatto un errore far sembrare come se tutto fosse buono o cattivo, bianco o nero e degli estremi. C'è una complessità nello smart working, ma bisogna fare ulteriormente attenzione perché se, diciamo, semplifichiamo, lo facciamo adesso, e chiediamo ai lavoratori, ma voi vorreste continuare lo smart working? Ecco, attenzione, perché i dati, almeno da quello che abbiamo rilevato noi, che appunto tengono conto di un campione, che è comunque un campione di 1330 rispondenti, che non tiene in considerazione i lavori che non potevano sostanzialmente farlo, eccetera, eccetera. Però se chiediamo secco, così, una domanda secca, in futuro sarebbe disponibile a lavorare in smart working, quasi il 78% dei rispondenti dice di sì. E il dato è curioso, ulteriormente curioso, proprio per i temi che abbiamo detto prima. L'ha accennato all'inizio Francesco. In molti casi non era smart working, era telelavoro. In molti casi ci sono stati dei grossi problemi di genere, no? Il carico è stato molto più per il genere femminile che maschile. Nonostante questo, in futuro sarebbe disponibile a lavorare in smart working, il 78% delle persone dice di sì. Quindi, semplificando, potremmo dire benissimo, continuiamo questa modalità, ma, e c'è il secondo elemento, attenzione, perché il sindacato giustamente dice serve contrattazione, serve discutere, perché è vero che c'è una volontà di proseguire lo smart working, e per noi è un dato positivo, ma che tipo di smart working vogliamo fare? E qui i dati di genere sono fondamentali. Se prendiamo le donne, per esempio, il dato femminile, il 50% del campione intervistato, donne, dice io vorrei continuare lo smart working in modalità part-time. Se prendiamo il genere maschile, il dato maggiore è il full-time. Quindi faccio un esempio banalissimo, ma se domani un'azienda dice, anche con buoni propositi, un'azienda che ha 100 dipendenti donne, tutte donne facciamo, e facendo anche una buona azione, pensando di fare una buona azione, dice da domani tutti in smart working, tutti full time. Sta facendo qualcosa di buono o di negativo? Probabilmente qualcosa di negativo, perché le esigenze delle lavoratrici non sono quelle di fare full time smart working, ma probabilmente sono di farlo in part time. Inoltre, un ulteriore dettaglio di questa slide che è molto interessante e curiosa è che c'è una quota di lavori che non è interessato a lavorare in smart working. Quindi se io domani impongo di farlo, non solo nel nostro esempio, magari chi lo voleva part-time si arrabbia perché è stato imposto all'azienda full-time, sto facendo un esempio, ma magari c'è una quota di persone che non voleva lavorare in smart working ed è costretta a farlo. Un ultimo elemento, e anche questo è un dato interessante, e poi mi avvio alle conclusioni, non solo c'è il tema appunto che non tutti vogliono farlo, c'è chi lo vuole fare part-time soprattutto e c'è chi lo vuole fare full-time, ma alla domanda pensa che questo lavoro sia per lei più produttivo? Chiaramente la produttività è un tema complesso, difficile da sviscerare, però insomma in linea di tendenza la domanda era chiara. Un 33% ha risposto sì, per me era più produttivo lavorare in smart working. Per un 45,2% dice ugualmente produttivo. Però se noi prendiamo questi dati è interessante come lo smart working sostanzialmente non solo faccia stare meglio il lavoratore e la lavoratrice, ma produce quantomeno uguale produttività o più produttività. Però qui un elemento aggiuntivo di nuovo, c'è anche chi dice per me è meno produttivo. Quindi di nuovo, se io lo impongo dall'alto, ho una quota di persone non interessate a lavorare in smart working che non godranno di questa tipologia di lavoro, anzi staranno peggio. E una quota di lavoratori che dice per me è meno produttivo. Quindi per questo, diciamo, il cuore della ricerca è sì, lo smart working è molto apprezzato, ma attenzione alle modalità e bisogna coinvolgere tutti, perché si rischia di fare un danno rispetto a qualcosa di positivo. Mi avvio alle conclusioni, un po' riassumo i dati che abbiamo visto, così anche i relatori e le relatrici hanno qualche spunto riassuntivo perché abbiamo parlato molto.
E il primo è il giudizio sul passato, nonostante le difficoltà, soprattutto iniziali, e nonostante in molti casi sia trattato di telelavoro, il giudizio è positivo. C'è un tema di conciliazione su cui bisogna riflettere. Abbiamo visto soprattutto nella prima fase una conciliazione vita-lavoro negativa. Tendenzialmente, invece, lo smart working dovrebbe favorire la conciliazione vita-lavoro, soprattutto per il genere femminile. Quindi in futuro questo elemento è molto migliorabile. Poi, elementi ulteriori su cui lavorare: strumentazione informatica, linea internet, eccetera. E degli elementi positivi, cioè, lo ripeto, il 77,8% del campione di 1330 lavoratori veneti dice io vorrei continuare, seppur abbiamo visto con delle diversità. E quinto elemento, il coinvolgimento. Appunto, non servono piani calati dall'alto, ma servono condivisione. Questionari, ogni 3 mesi cercare di capire chi è stato a casa, come si è trovato, condividere con tutti. Qui non l'abbiamo mostrato, ma ci sono capitate delle risposte dove dicevano io sono tornato al lavoro dopo aver lavorato in smart working e la gente mi guardava male perché pensavano che fossi stato in vacanza. Capita anche questo se non c'è un piano condiviso e se non spiego a tutti i lavoratori che cos'è lo smart working. Volontà di perseguire, ed è l'ultima slide, poi mi taccio, ma serve analizzare i numeri. Appunto, coinvolgimento dei lavoratori dal basso, questionari, no piani calati dall'alto, anche se fatti in buona fede i piani calati dall'alto non servono, verso un mondo ibrido, cioè da quello che vediamo almeno da questi dati, ma anche dalle ricerche di Adapt, poi ce ne parlerà meglio, però si vede una linea di tendenza, poi ci sarà meno, più smart working, però si va verso un modello ibrido, piaccia o non piaccia. E terzo elemento, e concludo veramente, più benessere e più produttività, che diciamo è il sogno di qualsiasi imprenditore, ma anche di qualsiasi sindacalista, perché in realtà se c'è più benessere e più produttività vuol dire che si crea lavoro e si genera lavoro, ma la qualità anche di chi lavora è positiva. E appunto riprendo il dato, il 33% dichiara già oggi, nonostante appunto tutto quello che abbiamo visto, che la produttività del lavoro è aumentata. Vi ringrazio e ovviamente se poi avete domande ci siamo, la ricerca immagino verrà poi distribuita e grazie. Ringraziamo Francesco e Stefano perché appunto insomma, ci hanno dato un panorama che credo aiuti tutti noi appunto per fare delle riflessioni in prospettiva, perché appunto calato dall'alto come forma di lavoro, però se non altro permesso a molti lavoratori, se non altro di conoscerlo, di praticarlo e di capirne anche appunto i risvolti in positivo e in negativo. E rispetto a questo, io volevo dare la parola a Giada Benincasa, ricercatrice di Adapt, che con Adapt ovviamente le ricerche sul tema dei nuovi lavori, delle nuove modalità di lavoro, ovviamente sono insomma, a livello nazionale dei massimi esperti. E abbiamo verificato che alcuni dati, ovviamente, che sono emersi da questa ricerca fatta in Veneto, in qualche modo collimano anche con una ricerca fatta appunto da Adapt sullo smart working, nello specifico era con l'ambito metalmeccanico, che dopo riprenderemo come ambito appunto di opportunità. E pertanto volevo chiedere a Giada appunto, siccome abbiamo visto che una buona parte di lavoratori, quasi l'80%, il 77,8% nello specifico degli intervistati, appunto si è detto disponibile a lavorare in futuro in smart working oppure più semplicemente chiamiamolo insomma lavoro agile, perché ci dà il senso di quello che dovrebbe anche avere come modalità, e che però il 60% insomma, lo ritiene un'opportunità da fare a part-time, probabilmente per non perdere tutte quelle opportunità ovviamente che si hanno nel momento in cui ci si confronta all'interno di un'azienda con colleghi e quant'altro, no?
E quindi rispetto, insomma, a queste indicazioni che ci danno i lavoratori, ben chiare e precise, secondo te cosa significano appunto questi dati in base anche alle vostre ricerche? E se questa disponibilità accolta con ampia maggioranza può essere appunto uno snodo di cambiamento inevitabile, come diceva Stefano, appunto un nuovo modello ibrido di concetto di lavoro. Grazie Giada, e do la parola a te per la risposta. Sì, grazie ancora. Allora, parto da quest'ultimo spunto. Sicuramente un cambiamento epocale c'è stato, c'è e ci sarà, perché diciamo è diciamo, impossibile pensare di tornare totalmente al punto di partenza. Questo ce lo dimostrano appunto anche i dati. Se pensiamo che appunto nel 2020 il lavoro agile o quantomeno il lavoro a distanza, data appunto la differenza, come già ricordato anche all'interno appunto della ricerca, ha coinvolto il 97% delle grandi aziende, delle grandi imprese sostanzialmente, e quindi questo significa 1/3 di lavoratori dipendenti, e cioè oltre 6 milioni e mezzo di persone che lavorano, a fronte invece di dati totalmente diversi che abbiamo registrato nel 2019, in cui per quanto riguarda le persone ovviamente censite che lavoravano a distanza erano 570.000 persone a fronte appunto di oltre 6 milioni e mezzo dello scorso anno. Quindi un cambiamento epocale c'è stato indubbiamente, e anche dalle nostre ricerche che appunto si configurano tanto in quella appunto del settore della metalmeccanica quanto altre ricerche su singole realtà aziendali che hanno visto come campione anche 1 migliaio di dipendenti sostanzialmente, a cui abbiamo sottoposto dei nostri questionari. Sostanzialmente i dati ci dicono che il 60% dei rispondenti appunto vorrebbe continuare a lavorare in modalità diciamo agile, però non in modo full time, quindi non tutta la settimana, ma almeno 2 o 3 giorni a settimana, a fronte di un 27% invece circa di lavoratori che vorrebbero lavorare full time in modalità agile. Questo è sicuramente un dato molto interessante, come abbiamo visto anche dalla vostra ricerca, e che rispecchia a nostro parere comunque quello che è l'istituto del lavoro agile, che appunto abbiamo visto dalla vostra ricerca fin dalle definizioni prevede appunto un'alternanza. Il lavoro agile istituito appunto nel nostro ordinamento con la legge 81 del 2017 prevede un'alternanza tra lavoro svolto in ufficio e lavoro svolto fuori dall'ufficio in un altro appunto luogo. Da questo punto di vista infatti dobbiamo sicuramente fare una prima differenza tra quello che è mero lavoro da remoto, mero lavoro a distanza, come è stato quello durante la pandemia, rispetto al lavoro agile, quindi anche lo smart working. Quindi diciamo che non possiamo sicuramente dire che i lavoratori si sono abituati allo smart working, perché quello che è stato appunto fatto sicuramente durante il periodo pandemico è stato più un lavoro a distanza che effettivamente una sperimentazione di lavoro agile e smart working, per 2 motivi principalmente. Innanzitutto perché appunto il lavoro agile o smart working prevede un lavoro per obiettivi, quindi non soltanto un cambiamento della dimensione spazio-temporale, ma un lavoro per obiettivi. E dall'altro lato perché poi appunto durante il periodo pandemico la dimensione conciliativa, che è appunto una delle finalità del lavoro agile, è stata compromessa, data dalla situazione che ogni lavoratore e ogni lavoratrice aveva appunto a casa, quindi sostanzialmente anche qui si è posto un problema. Per quanto riguarda in generale alcuni piccoli spunti che volevo dare, appunto sono seguenti. Sicuramente dalle nostre ricerche è emerso che da un punto di vista della dimensione temporale, quindi dell'orario di lavoro, circa il 50% di rispondenti ha dichiarato di aver svolto il lavoro in modalità agile, diciamo, quindi lavoro a distanza, con lo stesso orario praticato in azienda. Quindi qua già abbiamo un primo, diciamo, riscontro, se vogliamo, negativo rispetto a quella che è la ratio
del lavoro agile, che vorrebbe un'assenza di vincoli spazio-temporali, diciamo, della prestazione lavorativa. Non solo, il 60% dei rispondenti ha dichiarato anche di aver lavorato in più. Qui si pone anche un altro tema, cioè il tema dell'orario straordinario, che però appunto non è previsto nella maggior parte di accordi collettivi che va a disciplinare il lavoro agile, non è previsto il riconoscimento dello straordinario. Ancora, molti rispondenti, il 20%, ha dichiarato di non effettuare pause durante l'orario di lavoro in modalità agile, e da questo punto di vista si pone poi un problema e abbiamo delle ricadute anche in termini di salute e sicurezza, a cui arrivo a breve. E questo perché appunto un altro tema connesso ancora con la materia della salute e sicurezza molto rilevante è che oltre il 35% di lavoratori ha risposto di non conoscere, di non sapere cosa sia appunto il diritto alla disconnessione, che è un elemento centrale del lavoro agile e dello smart working. Da questo punto di vista, dunque, diciamo, una delle riflessioni principali che dobbiamo fare è proprio questa, nel senso che sicuramente è un cambiamento epocale, ma va gestito bene sia dalla parte dei lavoratori sia dalla parte dell'azienda sostanzialmente, e quindi in particolar modo delle parti sociali, quindi anche il sindacato. Questo perché sostanzialmente se l'obiettivo è quello di raggiungere maggiore benessere, dobbiamo anche porre attenzione a quelli che sono i nuovi rischi che derivano da una nuova modalità di lavoro, quindi di organizzazione del lavoro, qual è il lavoro agile e lo smart working. Da questo punto di vista, infatti, nelle nostre ricerche i lavoratori, la maggior parte dei lavoratori non percepisce la presenza di nuovi rischi lavorando da casa. Alcuni hanno dichiarato, per esempio, almeno un 10% sentirsi maggiormente isolati, oppure di sentirsi più soli, o ancora un 40% ha dichiarato di sentire la mancanza della relazione con i colleghi. Da questo punto di vista voglio sottolineare appunto questi aspetti, compresi poi i rischi psicosociali che devono essere tenuti in considerazione se parliamo appunto di lavoro agile, di nuove modalità organizzative del lavoro, quali appunto lo smart working, proprio perché abbiamo anche studi internazionali che vanno ad evidenziare come certe modalità di lavoro, se non gestite correttamente, incidono sulla salute dei lavoratori, sul benessere dei lavoratori e quindi poi anche sulla loro motivazione e sulla loro produttività. Quindi sostanzialmente diciamo che a nostro parere ancora dobbiamo imparare questo nuovo modo di lavorare, che appunto non può essere inteso solo come un mutamento della dimensione spaziale e solo talvolta anche spazio-temporale della prestazione di lavoro, ma piuttosto come un nuovo modo di lavorare appunto per obiettivi. E qui è un altro punto strategico del lavoro agile, dello smart working. Questo perché se noi pensiamo al lavoro agile come appunto indicato nella legge ordinaria, quindi la legge 81 del 2017, come un lavoro che punta agli obiettivi per cicli, fasi e in assenza di vincoli spazio-temporali, dobbiamo anche trovare un nuovo paradigma per misurare la prestazione di lavoro. Quindi sostanzialmente se noi togliamo il paradigma che tradizionalmente è riscontrato nella dimensione temporale, nel tempo di lavoro, nell'orario di lavoro, dobbiamo sicuramente ricercare un nuovo paradigma per appunto misurare la prestazione di lavoro. E qui il sindacato e in generale la contrattazione collettiva ha enormi spazi di intervento, anche perché appunto, come è stato detto anche durante la presentazione della ricerca e noi condividiamo, serve diciamo una implementazione dello strumento che non sia calata dall'alto, ma che venga appunto dal basso, che veda i lavoratori come protagonisti e quindi gli stessi devono essere formati e informati di questo strumento per poter permettere loro di partecipare appieno
e quindi vivere questa nuova modalità di lavoro, proprio per evitare che poi subiscano esclusivamente questa nuova modalità di lavoro, che sicuramente ha tante opportunità, può portare molti benefici, ma deve essere gestita correttamente proprio per evitare poi ricadute e impatti negativi, come per esempio quello sulla salute dei lavoratori. Grazie. Grazie Giada a te anche per averci appunto ampliato il panorama e averci poi appunto anche fatto riferimento alla necessità che abbiamo di cambiare tutti un po' paradigma, no? Leggere con nuovi occhiali, con nuove lenti il cambiamento che sta avvenendo. E rispetto a questo cambiamento adesso chiedo aiuto appunto anche per aiutarci a interpretarlo alla dottoressa Antonella Candiotto, che è general manager della sua azienda di famiglia, la Galdi, un'azienda trevigiana che dal 1970 progetta e costruisce macchine confezionatrici per liquidi alimentari e, giusto per dare riferimento, insomma uno dei clienti più importanti è la famosa Tetra Pak, per cui è inutile dire che dentro c'è il nostro latte, i succhi di frutta, insomma, e vari alimenti che sempre di più prendiamo e compriamo appunto sotto forma di queste confezioni di carta, che però insomma hanno cambiato anche il nostro modo di usare le confezioni in generale, no? E portarcele appresso. Per cui un'innovazione assolutamente importante che ha cambiato poi anche le abitudini. E un'azienda metalmeccanica, ecco perché ritorno nella questione metalmeccanico, che ci permette anche di fare un distinguo, sempre riprendendo la ricerca, che noi ancora cataloghiamo il mercato del lavoro tra impiegati e operai. Per cui in un'azienda metalmeccanica siamo convinti appunto che ci stanno gli operai e gli operai non sono interessati allo smart working. E invece un'azienda metalmeccanica come la Galdi, recupero, dottoressa, delle parole che aveva detto lei, ha rilasciato a un'intervista di una testata locale dove riferiva tempo fa: vogliamo crescere, per questo cerchiamo nuove figure, ingegneri elettronici, sviluppatori di software, analisti di dati. Ed è ovvio che queste figure riguardano prevalentemente il mercato del lavoro giovanile, e quindi un'azienda aperta anche ai giovani, ma anche appunto con delle modalità che spaccano appunto la logica del lavorare all'interno dell'impresa e pertanto modalità che permettono anche all'azienda metalmeccanica di ragionare appunto su modalità diverse, tenendo conto che lei poi è una donna, madre di famiglia, per cui ha capito, e vedevo che sorrideva anche quando erano stati presentati i dati, della percezione diversa, no, che si hanno tra uomini e donne sul nostro contributo che si porta all'interno dei lavori di casa, della cura della famiglia. Però appunto secondo lei lo smart working può essere uno strumento per diminuire le disuguaglianze di genere e più in generale le aziende private, per cui come stanno vivendo questa modalità di lavoro? Beh, intanto buonasera a tutti e vi ringrazio per l'invito. Allora, lo smart working io lo considero uno strumento potente sotto più punti di vista, quindi sicuramente dal punto di vista della conciliazione aiuta indubbiamente, ma lo ritengo uno strumento potente perché dietro c'è un concetto che è stato spiegato molto bene prima dai ricercatori, che è il concetto di fiducia e di crescita culturale, di evoluzione da parte delle aziende e anche da parte dei lavoratori. Fiducia è il concetto che mi piace di più perché, diciamo, implica proprio una relazione che cambia tra il datore di lavoro e tra i collaboratori, perché l'abbiamo detto, è emerso più volte, non importa più quanto, quando e dove, ma importa cosa, importano i risultati che si ottengono. E qui, diciamo,
questo concetto qui richiede una grande maturità, sia soprattutto dal punto di vista dell'azienda e anche ovviamente da parte delle persone, ma per l'azienda implica che ci devono essere dei processi ben organizzati, che ci deve essere una maturità digitale, i processi devono essere digitalizzati, ci vuole una cultura digitale e ci vuole una cultura di lavoro per obiettivi, che, attenzione, perché se si chiede a un'azienda lavorate per obiettivi, il 99% risponde sì. Poi però bisogna vedere come, perché lavorare per obiettivi, lo sto vivendo sulla mia esperienza personale, veramente molto impegnativo, però porta molte soddisfazioni perché fa crescere. E poi ci vogliono dei manager evoluti che rendono autonome le persone per poi delegare delle responsabilità a queste persone. E ancora una volta i manager che sono capaci di verificare che le persone lavorino per obiettivi. Da parte delle persone ci vuole un grande senso di responsabilità, che è quello che è stato detto, la capacità di organizzarsi, anche un po' di autoimprenditorialità, perché comunque diventa quasi come essere un libero professionista. E poi l'automotivazione, perché qualcuno, è stato detto prima, magari lavorare da casa non si motiva, preferisce essere in ufficio, preferisce essere in un coworking o in un altro posto, insomma in un altro luogo, perché magari si motiva di più a vedere qualcun altro che lavora. Io porto il mio esempio personale. Nel 2018 noi abbiamo fatto questa scelta di sperimentare lo smart working, perché siamo un'azienda che produce tecnologia e quindi io credo che sviluppare tecnologia implichi anche adottarla ed essere degli early adopters, cioè essere i primi ad adottarla, proprio perché così si capiscono le logiche, si stimolano le persone, si spingono a fare innovazione, si crea quasi la necessità di fare innovazione. E poi, come diceva Cinzia prima, noi abbiamo la fortuna di lavorare con aziende multinazionali, in questo caso la citata Cinzia, Tetra Pak. Io avevo le persone che mi dicevano ma lo sai che in Tetra Pak fanno così, 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 ma lo sai che Tetra Pak così. Peccato che Tetra Pak è una multinazionale da 12 miliardi di euro e Galdi invece è una PMI, siamo un centinaio di persone. Però a parte questo abbiamo deciso di adottare, di sperimentare lo smart working. Abbiamo fatto 6 mesi di sperimentazione con 2 giorni al mese di smart working. Dopo 6 mesi non eravamo convinti perché le cose non stavano funzionando, abbiamo deciso di rinnovare altri 6 mesi di sperimentazione e poi le cose, ci siamo coordinati meglio proprio nella gestione delle persone a livello manageriale e abbiamo scelto di introdurlo dal 2019. Abbiamo firmato gli accordi con le persone, abbiamo dotato tutte le persone di un PC portatile e abbiamo in qualche modo organizzato i processi nell'ottica di riuscire a mettere le persone in condizione di poter lavorare in maniera agile, perché sarebbe come avere il faldone in ufficio e pretendere che magari una persona possa lavorare da casa, insomma. Quindi dopo questa sperimentazione c'è stata questa cosa della pandemia che ovviamente ha in qualche modo stressato la modalità in cui ci eravamo organizzati. Avevamo già una piattaforma e quindi sono emerse tutta una serie di problematiche che avevamo che proprio si sono viste in maniera tangibile. Ne cito una: noi siamo grandi sviluppatori, cioè principalmente noi sviluppiamo dei prodotti e poi li costruiamo, li mettiamo a punto con i contenitori che ci fornisce il cliente, quindi abbiamo molti progettisti, ingegneri che hanno bisogno di programmi pesanti, potenti e quindi all'epoca avevamo una struttura di queste workstation di lavoro che penalizzava ovviamente il lavoro da casa, quindi non riuscivano ad avere le performance che hanno qui in ufficio. Da lì è partito il progetto di virtualizzare le workstation e quindi questo è un progetto che abbiamo deciso, un investimento che abbiamo deciso di fare proprio per riuscire a continuare a fare smart working. Infatti abbiamo raddoppiato le occasioni di smart working, quindi adesso le persone possono fare una giornata a settimana di smart working e questo per quanto riguarda la parte di impiegati, di collaboratori impiegati. Poi tra l'altro avevamo fatto, quando siamo partiti, un'analisi di clima ed era emerso che le persone avrebbero voluto maggiore flessibilità oraria, quindi abbiamo introdotto un po' questa flessibilità in ingresso e in uscita.
e ci dispiaceva penalizzare invece gli operativi, gli operai che fondamentalmente lavorano in squadra e quindi non avevano la stessa opportunità degli altri. E quindi abbiamo adottato una piccola tolleranza nell'orario di ingresso, nell'ottica di andare incontro, di fare un qualcosa anche per loro. Però di fatto so per certo che Tetra Pak fa anche smart working, diciamo qualche operativo fa addirittura smart working. Ecco, a questo noi non siamo ancora riusciti, potrebbe essere una sfida per il futuro, vedremo. Come dicevo prima, è uno strumento potente per la conciliazione, per il discorso di fiducia, è un argomento potente anche per l'attrattività. Noi abbiamo un tema che è quello di attrarre talenti, cioè abbiamo bisogno di figure che adesso il mercato cerca, siamo in tutti che le cerchiamo, queste figure, le ha citate prima molto bene Cinzia, e quindi il fatto di dare lo smart working, di far fare lo smart working, di essere in qualche modo un'azienda che punta sull'innovazione, che quindi ha dei processi abbastanza evoluti, è uno strumento, è una leva anche di attrattività per questi giovani talenti che in ambito software, ricordo sempre, benissimo i giovani talenti, ma se nel team comunque ci sono anche dei senior, funziona di più. Per la nostra esperienza il fatto di avere anche un po' di diversità, di avere culture diverse insieme che collaborano, funziona di più, diciamo, ci permette di mantenere un equilibrio più stabile. Quindi questo elemento di attrattività, cioè arrivano questi, diciamo, giovani ingegneri che in qualche modo, comunque persone che si occupano di intelligenza artificiale, competenze che tutti cercano, e ovviamente sono loro a scegliere, non siamo noi che scegliamo i candidati, è il candidato che sceglie l'azienda, e quindi più attrattivi anche dal punto di vista del welfare, delle condizioni, della flessibilità, della modernità con cui si gestiscono le relazioni, sicuramente è un vantaggio. Ecco. Arrivo adesso al punto che citavi tu prima, Cinzia, le disuguaglianze e la parità di genere. Penso che lo smart working sia sicuramente un elemento che può facilitare, può favorire, può permettere di conciliare, anche se magari diciamo a volte gli uomini tendono a sopravvalutarsi, perché dalla ricerca si vede che si sopravvalutano rispetto invece a quello che pensano le donne, però io credo che dobbiamo renderci indispensabili, intendo come genere. Dobbiamo, il top 10 dei lavori emergenti in Italia riguarda la tecnologia predominante, quindi 7 posizioni su 10 sono legate a posizioni di sviluppo software, gestione dati, comunque materie STEM. Quindi credo che è di vitale importanza cambiare la cultura e far conoscere queste materie come il coding, la robotica, diciamo, tecnologie sostanzialmente, farle toccare con mano fin dalle scuole elementari, alle medie, anche alle superiori, con dei progetti che mirano a far conoscere queste materie, perché grazie a percorsi di studio più tecnologici, più scientifici, credo che più donne possano trovare occupazione in azienda e quindi avere un posto stabile, avere una retribuzione fissa e avere, diciamo, delle condizioni di lavoro che sono sicuramente più favorevoli. E quindi credo che l'opportunità sia proprio quella di riuscire a fare un orientamento un po' più equo, ecco, fin dalla prima infanzia, nell'ottica proprio di far toccare con mano, di far conoscere. Teniamo in considerazione che abbiamo il 60% di laureati in Italia che sono donne. Peccato che però soltanto leggevo prima un dato, soltanto il 17%, no, il 15% degli specialisti ICT è donna. Quindi credo che magari equilibrare un pochino questi indirizzi possa diciamo, favorire di più il nostro genere e abbattere quella che è la differenza. E grazie tante dottoressa del suo contributo, ma anche appunto per chiudere parlare appunto del superamento delle barriere che ci sono proprio all'ingresso per le donne nel mercato del lavoro, che parte dal fare un orientamento diverso
e più moderno, perché poi appunto le nuove tecnologie per fortuna sono a disposizione sia di maschi che di femmine già in età prescolare e quindi hanno entrambi le opportunità per crescere in questo nuovo mondo che poi, come abbiamo visto, è anche il mondo che permette di gestire la propria professionalità con una maggiore flessibilità, oltre che opportunità di scelta che non guasta, anche se poi appunto anche quella andrebbe calmierata con dei percorsi specifici di studio e qui insomma mi permetto di avere con noi il nostro assessore al quale girare la domanda, Elena Donazzan, che appunto oltre ai temi delle politiche del lavoro e delle pari opportunità ha anche la delega importante sulla formazione e l'istruzione. Però, Assessore, siccome poi nel pubblico impiego, proprio per la tipologia del lavoro fatto, dove sicuramente è stato molto sperimentato e prima la collega Valeria ha anche citato appunto un'affermazione del Ministro in un momento dove bisogna anche però far ritornare al lavoro le persone, perché poi anche lo status del lavoro agile non è uno status di diritto a prescindere, lo abbiamo ben detto e insomma lo ripeto, insomma deve essere una modalità che per funzionare, per diventare un'opportunità per tutti, appunto deve fare il suo percorso di rodaggio, come abbiamo visto all'interno delle aziende, perché va tarata e deve essere anche performante ai bisogni reciproci, come abbiamo visto dalla ricerca dei lavoratori che lo vogliono a certe condizioni, ma anche delle imprese che lo necessitano in certe altre condizioni. Quindi, ritornando poi invece all'azione politica, che in questo caso è fondamentale e importante perché ovviamente favorisce la cultura, oltre che tentare di favorire appunto gli strumenti attraverso delle norme che possono appunto in qualche modo, come abbiamo visto, regolare, anche se poi una regolamentazione perfetta avviene solo attraverso la contrattazione sindacale, perché solo lì si riesce a perfezionare quelli che sono i bisogni delle imprese e dei lavoratori coinvolti, che non sono ovviamente bisogni omogenei per cui che si possono standardizzare. Allora, Assessore, in tempi non sospetti, anche lei per sensibilità, prima del Covid aveva dichiarato che il lavoro agile è innovativo e consente la mobilità e al tempo stesso la condivisione di gruppo, aiuta la produttività aziendale e il benessere delle persone, perché fa leva, e anche qua lei si rifaceva appunto a quello che poi è stato ribadito da più persone, fa leva sulla responsabilizzazione individuale e incentiva la conciliazione dei tempi di vita del lavoro. E quindi insomma riteneva che fosse uno strumento importante da esplorare, perché prima del Covid si stava ancora tentando di capire dove si poteva sperimentare, e con convinzione, diceva, è da promuovere. Per cui di fronte al dibattito che si è creato in queste ultime settimane, cosa ne pensa oggi del lavoro agile nel settore pubblico in primis, ma poi anche proprio per le sue competenze anche nel privato? Grazie. Grazie a voi per questo invito e anche per questo tavolo che avete organizzato, perché ci sono le voci, plurale, perché la questione delle modalità di lavoro e anche delle innovazioni sociali, perché di questo trattiamo di fatto, nelle modalità organizzative, in quella della definizione della norma, nella parte più nobile quando parliamo di lavoro, che è la contrattazione tra le parti. Ecco, qui parliamo di un strumento, un modello organizzativo che ha subito una accelerazione pazzesca durante la pandemia. Ma dobbiamo anche dire che la pandemia è stata un acceleratore tecnologico del modello organizzativo della nostra vita, delle nostre abitudini, ha significato
anche un dovere per la cosa pubblica di una revisione sostanzialmente anche degli strumenti normativi. Questa è la premessa, perché il mio ruolo qui, appunto, Cinzia, come lei ricordava, è anche quello di rappresentare una regione che nell'ambito della formazione, quindi di tutto ciò che aiuta i lavoratori e le imprese ad essere i primi più spendibili in un mercato e quindi con maggiori possibilità anche di crescita culturale, lavorativa, di progressione. Dall'altra le imprese, perché le imprese sono la più formidabile organizzazione di capitale umano rivolto, diciamo, a una dimensione di comunità, almeno questa è la mia, così intendo io le imprese, quindi riuscire a farle crescere perché crescono i propri lavoratori, i propri imprenditori, è un po' quello a cui dovremo far fronte quando nei prossimi mesi dovremo dare vita e gambe e anche programmazione del nuovo fondo, dei fondi europei, in particolare il Fondo Sociale sul Capitale Umano. Dico questo perché quando lei ha ricordato abbiamo fatto questa, abbiamo avuto un po' l'intuizione di dire proviamo a sperimentare anche il lavoro agile, proviamo a farlo dentro la cosa pubblica. Banalmente lo scontro era lavoriamo per obiettivo e per competenze, cosa che dovrebbe essere oggi ormai assolutamente un linguaggio, l'ha detto anche bene la vicepresidente Candiotto, noi dobbiamo lavorare per obiettivi, poi nella cosa pubblica hai il badge, che è quella cosa lì che ti controlla dove fisicamente, no? Tu sei. Poi arriva Covid e allora non c'è più il badge, stiamo tutti a casa, tutti senza neanche riuscire poi, quando invece c'è stata una certa ripresa, a ragionare perché quello strumento fosse oggi uno strumento assolutamente utile e compatibile con la cosa pubblica. E allora si è innescato all'interno anche della macchina regionale tutta una discussione. È giusto? È sbagliato? Funziona? Non funziona? Quindi oggi noi possiamo avere almeno 3 punti di riferimento. Il primo, siamo stati quelli che l'avevano intuito, c'è stato l'acceleratore tecnologico-sociale della pandemia, ci sono delle esigenze oggi di rispondere a un mondo completamente cambiato, dove però la parola d'ordine per me continua a essere, siccome lei di fatto mi ha chiesto che se mi rimangio quello che ho detto quella volta, più o meno, no? All'indomani di quello che abbiamo fatto, io credo invece che ancora sia la cosa più importante sia il tema della responsabilizzazione. Candiotto parlava di fiducia e se tu lo vedi dal fronte dei lavoratori, di opportunità. Allora, queste 3 cose stanno necessariamente insieme. Stanno insieme come? Obiettivi, benessere dei lavoratori e anche funzionalità del sistema lavoro. Non può valere per tutto, non può valere per tutti, deve valere rispetto appunto a un'esigenza che è quella di far stare insieme questi obiettivi. Il che significa fare un profondo lavoro di responsabilizzazione anche nella parte, come ho detto, più nobile, che è quella della contrattazione, in particolare tra le parti. Io sono una grande sostenitrice della declinazione anche di tutta la contrattazione di secondo livello, del ruolo che ci deve essere tra le parti. Secondo, abbiamo un problema di denatalità che è gravissimo in Italia e non stiamo rispondendo ancora a questo. Può essere il lavoro agile e non solo il telelavoro, ma insomma su questo credo che ormai l'abbiamo ben compreso, può essere un aiuto alle donne a non rinunciare alla carriera ma a non rinunciare alla vita? Perché se noi non ragioniamo anche del fatto che come cosa pubblica io devo provare ad organizzare un sistema che risponda, in questo caso non a quella contrattazione tra le parti che riguarda il lavoratore e l'impresa per il benessere del lavoratore e la capacità di competere dell'impresa, ma io sono la cosa pubblica e mi devo interrogare se la denatalità non è anche figlia di un impedimento a realizzare la vita e la vita professionale. Terzo, il tema delle donne, che ovviamente qui è preponderante, ma questo non vuol dire che quando parliamo di pari opportunità noi non si ragioni esattamente sul fatto che garantire non mi piace come termine, accompagnare nelle trasformazioni sociali con un ruolo da protagonista la donna
E lo dico con una battuta, io non mi scandalizzo se alla domanda che prima era stata sottolineata di chi si occupa in casa tra l'uomo e la donna, perché cioè, non mi voglio sconvolgere rispetto a questo, mi chiedo però alla donna in termini di carriera, in termini di se ha un figlio, il ritorno, può essere utile il lavoro agile rispetto all'interruzione di quella progressione della carriera, della realizzazione di sé che abbiamo avuto. Ecco, tutto questi sono gli strumenti che noi dobbiamo inserire in una innovazione sociale. E questa innovazione sociale avrà uno spazio anche nella prossima programmazione europea. Gianfranco Refosco, che con me partecipa a tutti i tavoli, perché riconosco la CIS in particolare un ruolo veramente di grande stimolo rispetto alle scelte che dobbiamo operare in Regione del Veneto, sapendo leggere il contesto veneto, perché anche lì non è che vale per tutto la stessa regola. E quindi qui da noi il tema dell'aumento anche delle competenze culturali su queste tematiche, lo abbiamo affrontato fino in fondo, oppure è diventato solo un te lo permetto, non te lo permetto, non si può utilizzare dappertutto, oppure sì, lo dobbiamo fare in maniera generica. Io penso che nella prossima programmazione comunitaria, proprio perché dobbiamo rafforzare il capitale umano, le singole persone, la loro capacità di spendersi in un mercato del lavoro sempre più difficile, se è vero che dobbiamo anche raggiungere l'aumento della popolazione occupata, in particolare ridurre il gap che c'è nel mondo al femminile, nella carriera, nell'equità, beh, allora vuol dire che il lavoro agile deve essere indagato molto, molto, molto in profondità e deve essere diffuso secondo una forma di organizzazione dei sistemi. Abbiamo finanziato molto negli anni quando abbiamo parlato di organizzazione delle imprese, formazione legata anche a un approccio culturale. Credo che sia anche giusto che lo si faccia in questo punto di vista. Ecco, io ritengo anche che la questione della conciliazione dei tempi vada molto più messa in evidenza, perché è sempre stata un po' sullo sfondo. Conciliazione dei tempi sembrava quasi fosse solo figlia dell'esigenza della donna in un contesto. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro invece può servire veramente ad aumentare la produttività tutta e a dare anche quelle risposte ad una società che è in profondo cambiamento, che ha grandissime problematiche, perché se pensiamo solo alla cura e quindi ad una società che sta invecchiando molto e che non avrà tutte le risorse che abbiamo immaginato di avere qualche anno fa, forse anche questo deve essere messo in un quadro di organizzazione di una contrattazione, in questo caso non solo più tra le parti, ma anche proprio facente parte della contrattazione nazionale collettiva. Grazie Assessore. Insomma, i temi affrontati, ringrazio tutti voi per aver appunto portato il vostro contributo. I temi affrontati adesso daranno insomma un bel po' di questioni aperte al segretario generale, che ha il compito invece di chiuderle. E ringrazio tutti e faccio anche un ringraziamento speciale, perché è quello che ci ha permesso oggi di trovarsi qui, al nostro tecnico regista Francesco De Marchi. Quindi do la parola per le conclusioni a Gianfranco Refosco, segretario generale della CIL del Veneto. Beh, grazie davvero per questo momento di confronto molto, molto utile e stimolante. Lasciatemi prima di tutto rivolgere un ringraziamento speciale alla collega di segreteria Cinzia Bonanne e a Valeria Cittadini, responsabile del coordinamento di genere, perché questa CIS attrazione femminile ci mette anche nelle condizioni di affrontare questa tematica, che è una tematica di frontiera, con l'approccio giusto. E allora, grazie alla Fondazione Corazzin, a Francesco Peron e Stefano Dalprà, noi oggi abbiamo, io vorrei sottolinearlo, provato a parlare di lavoro agile non partendo dai massimi sistemi, ma facendo una cosa che
molto poco si fa, cioè ascoltare direttamente lavoratrici e lavoratori che l'hanno vissuto. A me risulta che questa sia la prima ricerca, perlomeno a livello veneto, in cui si fanno parlare le persone, no? Perché altrimenti si rischia di fare grandi analisi e però si rischia di sbagliarle le analisi se non andiamo a effettivamente sondare il terreno. Allora io non faccio delle conclusioni, però provo una sintesi su 3 grandi concetti che sono emersi anche dal contributo delle nostre ospiti. Allora, il primo concetto è il concetto di conoscenza, cioè il fenomeno va conosciuto, approfondito, lo diceva adesso l'assessore Donazzan, va indagato in profondità nelle sue manifestazioni concrete, anche con le specificità territoriali che possiamo avere rispetto ad altre parti del paese. Perché guardate, la grande discussione di quest'anno sul lavoro agile è stata una discussione che vede da una parte gli apologeti del lavoro agile come con un approccio, no, ingenuamente ottimistico che pensa che sia la risoluzione di tutti i problemi, e dall'altra gli apocalittici che dicono che il lavoro agile vuol dire che le persone stanno a casa, stanno sul divano, non lavorano, no? Mentre la rappresentazione che abbiamo vissuto chiaramente non corrisponde con nessuna delle due visioni estremistiche. Quindi il tema della conoscenza, dell'approfondimento è fondamentale. Io ricordo, fra l'altro, che in Veneto noi siamo partiti, grazie anche a un progetto finanziato dalla Regione, nel 2019, fatto insieme con, oltre a CISL, CGIL, Confcommercio e Confartigianato, che ci ha portato a un lavoro proprio di analisi del lavoro agile, di approfondimento sulle tematiche contrattuali che lo riguardavano, e che ci ha portato a gennaio del 2020 a fare il primo accordo territoriale regionale fra sindacati e associazioni datoriali delle imprese artigiane, e che ha regolamentato il lavoro agile. Quindi un accordo territoriale che ha coperto 65.000 imprese artigiane e 150.000 lavoratori e lavoratrici artigiane. Il problema è che avevamo previsto con quell'accordo di fare una grande azione di informazione e formazione del territorio che non abbiamo fatto in tempo a fare, per cui quando a febbraio c'è stato il ricorso al lavoro agile non siamo riusciti a mettere in pratica effettivamente quell'accordo, però l'avevamo già fatto. Quindi vuol dire che la capacità di conoscenza, di analisi che avevamo messo in campo ci ha permesso di arrivare in maniera preparata anche a conoscere il tema e adesso passare da una fase di emergenza a una fase, diciamo, di new normal, come si dice, di nuova normalità, però riprendendo le fila di un discorso già iniziato. Il secondo grande tema, il primo appunto quello della conoscenza, il secondo grande tema è quello della prassi, che per noi deve essere una prassi contrattuale, assolutamente. Lo diceva bene la dottoressa Benincasa, qui siamo di fronte a un cambio di paradigma e lo strumento principe per gestirlo è quello della contrattazione. E qui io dico 2 parole in più. La contrattazione permette intanto di costruire le risposte dal basso. Però per essere in grado di farlo deve essere una contrattazione abbastanza vicina all'impresa e ai lavoratori per cogliere le specificità che ci sono. I grandi accordi nazionali, ma anche quello regionale che noi abbiamo fatto, può essere un accordo quadro, ma è chiaro che poi ogni singola situazione è diversa, perché se un'impresa, faccio un esempio, un'impresa di cinquantenni è diversa da un'impresa di trentenni, un'impresa a maggioranza maschile è diversa da un'impresa a maggioranza femminile, e così via, no? E quindi bisogna costruire un vestito che sia proprio su misura. La contrattazione che dia delle regole quadro generali, ma che poi sia applicata a livello aziendale, o il più vicino possibile comunque ai lavoratori e alle lavoratrici, è la regolazione giusta per questo sistema. Fra l'altro, uno degli elementi chiave, cardine di una contrattazione deve essere anche un elemento di garanzia, perché c'è un rischio nel lavoro agile, se viene gestito senza un adeguato equilibrio, che è quello che il lavoro agile diventi una forma di segregazione delle persone fuori dal posto fuori dalle relazioni del lavoro. E questo, soprattutto se lo guardiamo rispetto al lavoro femminile, è un rischio su cui bisogna fare molta attenzione. Quindi meglio le sperimentazioni, come veniva detto prima, che permettono di tarare bene gli strumenti, meglio
accordi che magari siano periodici e prevedano poi dei monitoraggi molto attenti, perché dobbiamo stare attenti che l'opportunità non diventi un danno. Sulla conciliazione, io riprendo anche qui quello che diceva l'assessore Donazzani, io penso che il tema della conciliazione fra la vita privata e la vita lavorativa sia uno delle frontiere principali della contrattazione collettiva. Sempre di più il tema di rispondere alle esigenze personali e familiari delle persone diventa elemento che favorisce anche dentro all'impresa una maggior partecipazione e una maggior produttività. Non è più la Cenerentola della contrattazione questa, che veniva trattata in qualche contratto solo come mettiamo un capitolo sul part-time. No, qui c'è tutto un tema invece che diventa centrale e secondo me diventerà sempre più centrale, non solo per il personale femminile. Sul tema dell'equilibrio uomo-donna nel mondo del lavoro, riflette fortemente quello che è l'equilibrio fuori dal mondo del lavoro. Io penso da questo punto di vista che la soluzione, che non è che si può pensare che il lavoro agile sia la soluzione, è una parte delle soluzioni. Il lavoro agile è uno strumento che permette di affrontare alcune tematiche, però va visto anche dentro alla programmazione, assessore, come uno di tanti strumenti che si possono mettere in campo in un set sistemico che permette di raggiungere alcuni obiettivi. Quindi anche questo, stimolare la contrattazione, favorire, promuovere la contrattazione che affronti multidimensionalmente questo tema è fondamentale se vogliamo anche dare una risposta in termini di ripresa della natalità, che secondo me almeno è l'esigenza numero 1 del nostro paese e della nostra regione. Terzo elemento, ultimo elemento, il lavoro agile prevede comunque un cambio culturale. E per fare questo cambio culturale serve, lo strumento principale dei cambi, per fare i cambiamenti culturali è la formazione, non c'è niente da fare. Bisogna formare le persone per adeguarle a lavorare a casa, che non è la stessa cosa che a casa o in un altro luogo, perché parliamo di lavoro agile, non è la stessa cosa che lavorare in ufficio. Bisogna abituare le persone alla responsabilità e quindi rispondere degli obiettivi, del raggiungimento degli obiettivi o perché non si raggiungono, costruire anche con la formazione fiducia, ma soprattutto puntare anche a nuove competenze. E qui secondo me il punto centrale è anche le competenze di chi dirige, le competenze dei manager. E qui faccio un esempio anche per sfatare, no, questo mito della pubblica amministrazione che è tanto vituperata. Ed è un esempio che abbiamo vissuto in diretta con l'assessore e con tutto lo staff regionale e dell'INPS l'anno scorso. L'anno scorso a marzo-aprile abbiamo fatto un grande lavoro sugli ammortizzatori sociali per costruire le regole, dare le tutele a tutti, ma c'è stato un grandissimo lavoro delle amministrazioni, l'amministrazione regione e l'amministrazione INPS, dove tutto il personale era d'imperio in lavoro agile. E lì abbiamo dimostrato una cosa, che il funzionamento del lavoro agile dipende in grande misura dalla capacità dei manager di coinvolgere le persone, di organizzarle, di ripensare l'organizzazione, di dare fiducia, perché abbiamo visto in Veneto, questo io continuo a dirlo anche in giro per l'Italia, assessore, si è fatta fra Regione Veneto e funzionari della Regione Veneto e funzionari dell'INPS l'elaborazione di tutta la grandissima quantità di cassa integrazione Covid, cassa integrazione in deroga, FIS, in meno di 2 mesi. I lavoratori e le lavoratrici venete sono riusciti ad avere gli ammortizzatori e in altre regioni hanno dovuto aspettare 4-5 mesi. E le condizioni normative del lavoro erano le stesse. Cos'è che è cambiato? Cos'è che cambiava? Cambiava non solo un forte accordo fra le parti, no, di interesse comune per raggiungere un risultato, ma una grande capacità manageriale che ha permesso di mettere a frutto con molta efficienza, con molta produttività, un'organizzazione che si era dovuta reinventare da un giorno all'altro con tutto il personale a casa. Ecco, quindi è possibile, si può fare, ecco, come si potrebbe dire con uno slogan, però il tema principale non sono le norme,
ma sono le competenze manageriali e naturalmente quelle delle persone, delle singole persone che lavorano a casa, che vanno costruite. Quindi io ribadisco che il tema della formazione anche non può essere sganciato da un cambio di paradigma lavorativo, perché altrimenti rischiamo di andare sull'improvvisazione, che è quello che rischia, no, magari di farci fare dei passi in avanti, ma poi di dover tornare indietro perché magari si sono ottenuti dei fallimenti. Quindi io ringrazio ancora davvero la dottoressa Candiotto, la dottoressa Benincasa e l'assessore, perché ci hanno dato molti stimoli che saranno utili anche per rilanciare la nostra spinta propulsiva nella contrattazione, soprattutto in quella aziendale e territoriale. Grazie ancora e buonasera a tutti e a tutte. Grazie a voi.